chiamo Toffanin Tiziana e il salone si chiama Salone Tiziana. Ho lavorato 8 anni a Vicenza presso un salone rinomato, poi ho deciso di fare il salto e aprire qui a Breganze. Sono 45 anni che sto lavorando. Ero piccolina quando ho aperto, mi sono costruita negli anni piano piano. Io ho sempre lavorato sulla qualità, non sulla quantità, perché quello ti premia sempre. Il mio negozio non è un negozio classico di parrucchiera, ma è un negozio con un misto di artigianato recuperato nei mercatini. Poi ho fatto anche dei lavori io all'uncinetto, ricavando le fiabe dei bambini, perché allora i bambini finché li taglio stanno fermi per indovinare le fiabe che ho creato. È una soddisfazione essere diventati maestri artigiani. Ho dato tutto al mio lavoro, tutta la vita praticamente, perché sto ancora lavorando, perché appunto ho passione del lavoro. È diventato, non dico impossibile, però quasi, avere chi poi ti può sostituire e mandare avanti. Questo è un grosso problema che ho io e tutte le mie colleghe del settore. Allora è un peccato, perché poi il lavoro arriva a fermarsi, perché se non hai qualcuno da lasciare in negozio che te lo gestisca come piace a te, logicamente è difficile. La bellezza è anche quella di avere le clienti che è oltre 35-40 anni che mi seguono, che sono soddisfatte, e quello è il premio più bello, perché vedi le persone che entrano ed è quasi una situazione familiare. Le settimanali non vedono l'ora che arrivi venerdì e sabato per venire qua a farsi 4 chiacchiere. Poi la soddisfazione della cliente che entra e si siede in salotto e mi dice: non lavarmi subito, che sto qua mezz'oretta in più, non mandarmi subito via. E loro continuano a dire: non andrai mai in pensione, non ti fermerai, non ti fermerai. Dove andiamo noi? Cosa facciamo noi? Dove andiamo? È bello sentirselo dire. E naturalmente artigiani sempre sul pezzo.